Gli ho chiesto se era possibile dire una preghiera insieme e ha dato la benedizione come la darebbe un padre. Mi ricordo che lui non riusciva più a muovere bene le braccia, ho preso la mano e me la sono avvicinata alla fronte. Poi da lì credo che ancora per qualche minuto sia rimasto cosciente. Parroco di Carpenedo dal 2011, don Gianni Antoniazzi è rimasto accanto a don Armando Trevisiol fino alla fine, testimone di quegli ultimi giorni che don Armando ha trascorso così come aveva sempre vissuto. Da un lato col pensiero rivolto ai più deboli, impartendo istruzioni per nuove opere di assistenza, dall'altro impegnato nella preghiera, fintanto che le forze gliel'hanno concesso. Battendo con gentilezza il pugno sulla poltrona ha detto che non riusciva più a dire il breviario del mattino, non aveva più la forza per dirlo tutto. E credo che questa sia un'immagine tanto importante di un uomo che però, nonostante tutti gli impegni, tutte le tappe che lui ha dovuto sopportare, tutte le fatiche, lui era ancorato sempre alla preghiera. Preghiera e lavoro, un motto antico che don Armando, nato nel 1929, ha saputo continuamente rinnovare secondo le nuove esigenze della società. Si era interessata anche delle comunicazioni via internet, si era interessato di capire come si sarebbe potuto annunciare il Vangelo e la carità verso le persone bisognose attraverso i mezzi di comunicazione moderni. Domani sarà una giornata molto impegnativa, la Chiesa sarà piena di fedeli, di autorità. Lei ho sentito che prima diceva che le campane devono suonare a festa. Ma io leggo la giornata di domani come la giornata più serena, in realtà più semplice, perché impegnativo è il vivere, impegnativa è la vita quotidiana, impegnativa è la fatica quotidiana e quindi domani sarà per me e per tutti quelli che hanno voluto bene a don Armando una giornata molto serena. Il funerale di don Armando Trevisiol sarà presieduto dal patriarca di Venezia Monsignor Francesco Moraglia alle ore 15 nella chiesa parrocchiale dei Santi Gervasio e Protasio di Carpenedo. La cerimonia sarà trasmessa in diretta da Antenna 3.